era appena finita la seconda guerra mondiale, quando è stato deciduto di destinare questo puesto per i giovani che avevano imparato un mestiere. Si sa benissimo che un mestiere, già in che volte, ma anche UE, è importante per poter far crescere un territorio, una località. E ci informa che stanno al festeggio 70 anni, perché dal 1955 ha assunto queste forme di centro di formazione professionale, come si chiama UE, e scopo è sempre quello di mettere a disposizione competenze, formare giovani, ma anche consentiti a chi che sono già che lavorano, di avere la possibilità di aggiornarsi, di fare determinate nuove attività. Quindi questa è il scopo di questa realtà, che voi è una cooperativa un po' particolare, cioè una cooperativa sociale, ma è così fatte di che sono le più importanti associazioni rappresentative di categoria del Friuli. Come sin dal Visual Lab di Civiform, un laboratorio del settore grafico. Là da ora i nostri fruits con i professori stanno mettendo un lavoro per rappresentare le specialità enogastronomiche del nostro territorio. Per noi è importante valorizzare le risorse dal territorio dei giovani che della int più grande. È importante unire il passato, il presente, ma anche il futuro, perché le nostre regioni hanno competenze, passione che reclamano da tutto il mondo. Io ho attaccato a fare il mestiere che all'83 e la scuola è fatta all'83. Non ero tan sicuro che mi piacesse, a casa facevo di mangiare e dopo in realtà sono sempre dall'83 che i moffignate e quei i brusi ogni tanto eccetera. E dopo ho fatto varie esperienze, il mio sogno era quello di poter insegnare i frus. Allora ho attaccato dal 92-93 attaccato a insegnare giovani, però avevo tante passioni, ecco. E io sono qui al Civifo di 20 anni e vengo scombattendo un po' con i frus, però è bellissimo. È come fare un tocco di strada insieme, no? Io cerco di insegnare il mestiere, ma anche comunque si ha di comportarsi sin da educatore, è sempre una scuola. Sì, tu fai così, non sta a fare macellare e dopo tu puoi continuare così. Tu chioli su una farsorie, tu di vueli e tu dai su una scottata veloce. Non di sal, non sta di smentire. Quando si avvia il linguaggio, no, da cucina, tecniche, anche la sicurezza e tutte queste robe qui. Noi cerchiamo di fare i piatti più conosciuti e più facili, no? E dopo i vini scoperti dal territorio, no? Era la nostra storia gastronomica. E allora la capiamo, la riproduciamo e tante volte si cerca di innovare, magari invertendo un ingrediente oppure con una tecnica di cottura innovativa, il sottovuoto, tutte queste robe qui e cerchiamo anche di si rivede con i frus di fare degli ambasciatori per cui a parte in davanti una tradizione, un'idea da nostre terre. Allora, come ho vengo a preparare un latte maglat e un cappuccino. Ok. Siete d'accordo? Sì. Allora, facciamo così, tu prepari su un latte maglat, no? E tu dopo tu fai anche due cappuccini, ok? Che vengono migliori. Ok. D'accordo? E il citot? Plan, con calma, rallente, va plan. Bravo. Una bella pressata. Che il mestiere qui non si può fare tanto per fare. E allora le robe più importanti, secondo me, è quelle di fare sintese che vuol dire che il mestiere qui. E farlo sintese, per me, è tocchiaio, in tal movimento, fai comprendere con le parole
c'è che può arrivare al cliente anche con un movimento, con una delicatezza, come un balà praticamente, no? Allora è un mestiere interessante perché bisogna essere sempre sorridente, disponibile col cliente e il cliente non è sempre disponibile con noi, per cui è un grande esercizio con se stesso. Secondo me è una grande scuola di vita, imparare a fare il cameriere con la C maiuscola perché non è un lavoro per tutti. Omar, dove sei tu? Ven qua. Tu intanto prepari il vassoio con i due plateaus, li pesticaris e il zucchero. Con calma, fate bene. Un colpotto, 1, 2, 3, bonde. È un mestiere che è una scuola di vita, secondo me, no? E quindi è una grande soddisfazione, io di frosse e mi venga il groppo ogni volta che torni dopo qualche anno che sono irriconoscibili e dice, sai al prof, sai che c'è che mi vedete in che volte come mi è commentato. Ecco, questa è la più grande soddisfazione. Eccoci, io metto il topping, dai, fai una col topping, sì. Qui fai il cercolo centrale e un altro cercolo lì. Un altro poi al di fuori dal blanc, l'altri cercoli. Ho lavoro dal CVFO di Tanchians e si chiama in tedestre cucine e in effetti io mi occupo di organizzare corsi per adulti nel settore della ristorazione, in cucina e in bar, ma in realtà anche a tanti altri hobby, comprendendo linguis forestis, perché il turismo è importante anche se ovviamente tabacco forest. Testitel è un progetto di cooperazione internazionale, in particolare tra Italia e Croazia, e l'obiettivo è quello di valorizzare tutti i prodotti del nostro territorio, in particolare che del gastronomics e enogastronomics, che sono un lavoro di qualità. E l'obiettivo è quello di essere sempre più attrattivi per i forest che poi di scegliere le nostre regioni per qualità dei prodotti che vengono proposti su FIARS nel mondo della ristorazione e più in generale del turismo. Queste sono proprio le particolarità della nostra regione, che è poco conosciuta sia in Italia e all'estero, però in pochi chilometri ti permette di essere al mare, in montagna, in colline, e di poter godere veramente di tante differenti opportunità. Ed è proprio perché è piccole ma cose varie anche di confine con la Slovenia e con l'Austria che ha una cultura un lavoro internazionale, quindi sarebbe veramente il quinto per l'Italia con il resto d'Europa. Ma ti visito quando tu hai staccato tutto questo? La si perde, avevo 50 anni, staccare di nuovo fa cominciare su tutto. Una roba poi che non era dai miei studi, no? Perché ieri, per fortuna che ieri è un sagolosa, per cui è stato fatto in tutto. Ho sempre mangiato una vore di cioccolato, sempre, proprio una roba che non può stare senza, o eri frutte che diventavi matte proprio, perché e allora è capitata l'occasione, no? Ho attaccato con che le snappe e dopo plan Che vi ingiuntate? Vi ingiuntate tutto.
A Iena Sud e Dut, sebbene non mi sbagli, di queste richieste che volevano venire anche in abbinamento e non tutte insieme si mettono a schi a fare dei campioni da sprove. Esatto. Di lì vi cerciate, fa varie sprove, cerciate tante e di lì si arrivassa all'equilibrio finale di tutta la ricetta. Poi io mi ricordi, mi pensi comunque che quando si arriva da qui era già un bel numero di prodotti. Sì, però all'inizio o eri di Bessole, proprio all'inizio che avevi voglia di provare, però se non potevi fare nome che o hai provato con un due prodotti con le snappe, dopo con Francesca abbiamo provato vari robis e man mano che si lava in davanti il cioccolato diventava sempre più importante in te ditte e si tocca. Ti ricordi tu, sempre robe nuove, dopo un ti domanda tu fai, dopo ti domanda tu fai, vuoi o fai di tutto. Sì, se si mettono in giù dal dot proprio. Allora, Simo Laura, io ho pensato per un abbinamento col gin, sì. fai una, ma all'era di iesi salati il cioccolato, perché sennò col gin non va bene. Non va bene, ok. E ho pensato di mettere il lime. Sì, di avvicinarsi tipo a un gin lemon, un gin esatto. Ok. Il scopo di queste tavolette, comunque da nostre tavolette in generale, è che di l'adopra dai prodotti naturali invece che l'adopra magari dagli oli essenziali che magari non esaltino taste smooth il prodotto. Che il casacchi viene i 3 passaggi addirittura dal lime perché viene seccato direttamente la soffette e dopo viene invece lavorati in modi poi finamente portandolo a une granelle e lavorati in modi plui portati in polvere là che naturalmente il sapore è anche un po' più marchiato. Dopo Laura che Kai è stata proprio un'avventura, perché sì, proprio che sì. Kai sì, è stata proprio il massimo, perché pensare di fare il prosciutto no, con le cioccolate è stata una sfida non da poco. I vinvoluzioli, proprio le nostre eccellenze di San Denel, quindi il prosciutto crudo, lavorarlo, semplicemente dopo averlo affettato, lo vin portato in cottura al for, quindi giusto di là un attimino su alo per di che brustolito, esatto. E rendilo per non o per due che lo vi daranno comunque un snack, un piccolo aperitivo di abbinare anche proprio con un buon vino. È proprio perfetto. Ho sempre avuto voglia di fare un prodotto che rispecchiasse il... Sì, che non si rappresentasse proprio il Friuli. Sì, sì. E con cacao invece ti sei stato proprio contento. Non la vinclamata di gubanine e poi speravo che sai il riplay stesso da gubane, quindi la frutta secche, quindi gli scoccoli, gli snolis e i pinoi, con la giuntata da schnappe, che tal nostri casi dopo una schnappe a 45 gradi, quindi belle decise. I formin proprio che ste disimbalute, restano proprio a forme classiche da gubane in sé, e la tornina a ripassare con la cioccolate e le rassin proprio dopo in purecce così. Quando che arriva lì al frutto di gemone col peperoncino, ti ricordi? Tu Dio, c'è avventure. Però devi sperimentare, lui non si è portato tutto il suo prodotto, provando con tutti i campioni che non si è portato, il fatto che noi avevamo voglia di giuntare e di provare sempre, di giuntare comunque dei prodotti anche proprio dal territorio e di lì a Iena Sud proprio delle nostre tavolette, fragole e peperoncino. Sì, ma che è venuto dopo tutti gli esperimenti che abbiamo fatto a lui. Quando ci abbiamo provato, sì, però è stato divertente. Anche. E che i fasin chiamo come, sì. Allora, che il ca è un tic di peperoncino? Sì, metti giusto un ticco per dare sempre l'accento anche alle cioccolate. E anche questa è una roba un po' particolare, sì. no? Sì, Francesca avete un momento?
Grazie. O mettine anche parzore, un tic di quel peperoncino lì di glemone, no? Ok, per dare anche un tic di colore sì. in cui. Così, così. Flavio, sei tu? Arrivi, eccomi. C'è Bielis. Eccoci. C'è Bielis, Flavio, Frau, Lisbue. Per troppa vino in chiamò di Flavio. E stanno finendo, ma sono ormai arrivati in somma, vengono una settimana, quindi sta al massimo, ecco. Va bene, chiappendo c'è calè. Sì. A Singamortean è il paese del campanili più alto d'Italia e a Sing in tutte gelaterie, le mie gelaterie, che è qui dal 2013, e è una gelateria un po' particolare, perché noi facciamo un gelato che noi definiamo naturale, perché che può significare naturale, ma a cercare di fare un gelato secondo le tradizioni della gelateria italiana. Una vecchia tradizione che fa sì che si prendano ingredienti, possibilmente dal territorio, partendo veramente da robe più semplici. E il gusto che salta fuori è di un livello differente rispetto a che sono i gelatos che sono, diciamo così, con un supporto industriale. Di che altre bande significa lavorare tanto di più. Eccoci. Pieri, sei tu stata a Lili Fraulis? Chi sono? Chi ha delle Bielis? Wow. Un po' di robati une? No. Ok. Scherzi tu. Buon, come facciamo il gelato? È già Ossidato. pesato. Ok. Zucchero, destrosio, Che là è il saccarosio. sì, saccarosio, neutro, Cisa il neutro. e tu sai, no? Che io il neutro per fare la densante. Le aghe poi metile io. Sì, ti arriva a 5 kg. Ok. Fa un gusto alle sempre complicato, per cui un gusto ha sempre una genesi, una gestazione, un lavoro lungo. Anche perché discutiamo continuamente. Eh sì, perché si partisse di un abbozzo che dopo andava di passare il controllo qualità. Le gelaterie chi è dal 2013, ma in verità io provengo di culture totalmente differenti. Sei attaccato a fare gelato dal 2012 e è stato una scoperta. Prima eri un informatico per tanto tempo, dopo un consulente e dopo gelato. Il Friuli purtroppo non ha una grande produzione di eccellenze di poter doprare all'interno dal gelato. È vero che a Fasin anche Sì. da Robisca sono prettamente No, ad furlani. esempio, il gusto che facciamo ormai di tanti estati è le piarciui con il basili. Piarciui di Montean, che vengono coltivati a 1 chilometro di qui e che sono profumadissimi, perché si chiappa su a mattina e si produce subito il gelato. Quindi è il momento migliore. Non possiamo dismentare i fraulis che sono appena stati e quando calè possiamo fare il sambuco o tutti quei prodotti, anche il mehl, quando si lucchiate in purezze, certo mehl sono veramente buoni se sono locali e a volte si fanno anche dei gusti con le scuole abbinate, anche le cioccolate.
ai fis, i fichi secchi, cioè, si può indoprare i prodotti, non sono tanti. Allora come vi di cercialo? Cerci. La passione è fondamentale. Non si può fare che il gelato chi, non si può fare l'artigian senza avere passione. E quindi è un lavoro anche stimolante, che le fa non solo dal fare gelato, ma anche della ricca che può dare le frauli, spridogne, e tu vai a vedere lì che le producono e tu capisci che quello è il tuo fornitore. Perché io come te. Fabio sta facendo i biscotti con il gelato e le lingue di gatto. Ovviamente sono anche questi senza glutine. Io faccio da sempre, da quando convivo giù dal 2008 e io metto te copute. Qua hanno pesato già i blancs e metto a montare con il zucchero. Dopodiché metto farina di riso, cocchioline in tumulin piemontese e fasi indome farinis senza glutine e macinina con le piere come si faceva in una volta. Calchici permette di avere una farina che ha tutte le proprietà organolettiche che non vogliono dai nostri biscotti. Chi vengo alle sponde, senza lattosio, chi vengo al riso e al miglio e poi riso. Come butti dentro e ho monti tutto l'impasto. Come le farine, subito le sponde. Da chi stanno ho cercato di lavorare senza lattosio, ho sto facendo anche un evore di provis, che bisogna avere pazienza. Io sono nato in un ristorante, quindi ho veduto fin da piccolo dove c'è il mangiare. Le scuole io ho fatto tutte un'altra scuola, nel senso che ho fatto un liceo e dopodiché ho fatto economia a Udine, non le ho finite però. E dopodiché ho si conosciuti e ho attaccato a lavorare, a fare figli anche e quindi ho impartito con queste realtà. Io sono laureata in biotecnologie agrarie, ho lavorato per 3-4 anni all'università e avevo un progetto sul recupero della biodiversità. Dopodiché, due figli all'epoca e al lavoro che stava aumentando nelle nostre realtà, ho mollato al settore lì e si specializzati nel nostro lavoro attuale. Noi siamo nati dal 2008 e ho si conosciuti a Lignan, in una gelateria. E io ho sempre pensato che qui era un bel posto per fare una gelateria e quindi che il prodotto qui è comunque un alc che
che è importante per me, no? Perché è un dei primi prodotti che ho attaccato a fare. Ho viaggiato dal 2008 e dal 2013 ho fatto i lavori per la caffetteria e anche la pasticceria. Dal 2017 ho completamente collaborato senza glutine, perché ho veduto un aumento della problematica e dal 2016 ho cominciato a fare gli provi utilizzando farina di mandorle, di nocciola, di lenolute piccole. Ho cercato di fare un prodotto che andava di buonissimo per tutti. Oltre al gelato, che hai i negozi, le botteghe, le pasticcerie mignon, o che hai le torte per i vostri ricorrenze, per festeggiare un compleanno o semplicemente una serata con gli amici. E ho che hai tutti i prodotti per colazione, per merende e la biscotteria. Bisogna imparare ogni idea, non tu hai mai finito di imparare, però la formazione iniziale è molto importante. Kistan, con le associazioni italiane celiachie dal Friuli Venezia Giulia, ho stillato per scuole a spiegare che è le celiachie, a faviodi che si può fare bene anche senza le farine di flor, utilizzando al mais, le blave, visto che le vin. Ho fatto delle lezioni al Civi Farmacividal. Ho stillato a fare un paio di lezioni allo Stringer a Udine e a Tulmiece all'Inussio. Che è perché è importantissimo che i frutti che frequentino e che si stanno formando e che un domani saranno e potrebbero essere i nostri collaboratori, andando viodi il più possibile cercare le pasticcerie. È proprio importante per noi avere qualcuno che viene fuori dalle scuole e che conosce già che cercare le celiachie e bisogna soprattutto capire che è importantissimo dal 2025 che duce andando a avere la possibilità anche di andare con gli amici, con le famiglie, andando a poter mangiare e essere tranquilli. Alle parcheggi che noi facciamo sì, senza glutine, senza lattosio, o proposti vegani, che è il nostro cammino, insomma.